C'è poi un altro avviso del quale penso tanti abbiano già sentito. Ci sono stati i ladri a trovarci in Canonica. Carpesica, messa delle 11 del mattino, al termine della celebrazione, tra gli avvisi, il parroco Don Matteo Darcier comunica anche il furto di 13.800 euro avvenuto in settimana in Canonica, una cifra che comprendeva anche le offerte per il restauro dell'impianto elettrico del campanile. La cosa che dispiace è che non gli esca ai miei, ma gli esca ai vostri. Ecco, quindi sono amareggiato più per questo che per il furto in sé. Ecco. È stata fatta denuncia ai carabinieri, anche all'assicurazione, speriamo di riuscire a recuperare qualcosa. Nella piccola chiesa ad ascoltarlo una trentina di fedeli, la sorte dicono si accanisce. È in corso la conta per i danni che il maltempo ha causato sul tetto di chiesa e canonica e ora questo. La mancanza di segni evidenti di effrazione fa pensare. Mi lascia un po' amareggiati questo fatto qua, perché adesso recuperare tutti quei soldi là non è facile. Qua sono andati sicuramente a colpo sicuro, perché qua non avevano fatto saltare bancomat oppure far tante robe. E adesso che si fa? Adesso aspetteremo la divina provvidenza. Io penso che quelli che l'hanno fatta sono proprio dei delinquenti. Una cosa brutta veramente, cioè anche pensare che tanta gente ha lavorato per racimolare un po' di soldini e vedere che poi è andata a finire così è veramente brutto. Dispiace, dispiacere così. È proprio vergognoso perché ti fa capire che non si può più vivere bene. È una cosa, non hai parole, non ci sono parole perché adesso l'ho appena detto, bisogna rifare l'offerta per poter, se no pure Don Matteo come fai a mettere a posto le campane, è impossibile. Il luogo è isolato, ma Don Matteo lo chiama comunque un angolo di paradiso. Paura non ne ho, anzi mi hanno detto più volte se ho paura di abitare qui da solo, isolato, ma paura non ne ho. Fortunatamente siamo assicurati contro il furto, adesso vediamo come e quanto riusciremo a recuperare grazie all'assicurazione. Poi per il resto bisognerà ricostruire anche la somma piano piano.